Amici di Directa Sport, buon pomeriggio dal Palaviana di Selargius, nona giornata di ritorno del campionato di Serie A2 femminile girone nord. San Salvatore Selargius contro Giants Marghera. La squadra giallonera guidata in panchina da Fabrizio Staico cerca continuità dopo essere riuscita a tornare al successo la scorsa settimana in quel di Pordenone. Marghera dall'altra parte vuole difendere la propria posizione in classifica, peraltro anche abbastanza tranquilla in chiave playoff. Formazione ospite si presenta al Palaviana con 10 punti in più in classifica rispetto al San Salvatore, che però dal punto di vista della qualità individuale e di squadra sembra avere le carte in regola per provare ad affermarsi questo pomeriggio. La partita è iniziata, il tiro da 3 punti è sbagliato da Marghera. Allora Lussu, il capitano del San Salvatore, prova a servire Cordola, non riesce però a riaprire in direzione, immaginiamo, di Rondinelli. Dall'altra parte l'iniziativa con la mano sinistra per Cecili, che poi chiude il palleggio e permette a Granzotto di dare avvio alla nuova azione d'attacco di Marghera. Palla un po' ferma, qui si parte con un pick and roll alto, palla in angolo, poi ancora per Cecili che cerca l'iniziativa dal palleggio, viene fermata fallosamente. Allora c'è il fischio arbitrale, ricordiamo i nomi dei due arbitri, delle due giacchette grigie designate per questa sfida. Si tratta di Giulia Caravita di Ferrara e Marco Guarino di Campobasso. Cecili in lunetta realizza il primo tiro libero e arriva dunque anche il primo canestro di questa partita. 2-2 dalla lunetta per Cecili, primo vantaggio nella gara per Marghera. Il San Salvatore torna dall'altra parte con Lussu a tutta velocità, c'è Cordola a occupare la posizione di post basso, poi si apre la piemontese. Rondinelli chiedeva il pallone in ricezione profonda, lo spazio però non c'era, allora si riparte con Arioli, alto basso con Cordola, fermata fallosamente stavolta alla lunga del San Salvatore, miglior marcatrice in quel di Pordenone con 19 punti realizzati, in crescita dal punto di vista del rendimento individuale. Ilenia Cordola, il gioco è ripreso con la rimessa dal fondo, Mura per Lussu e poi si riparte da Rondinelli. In punta si fa vedere Arioli, Rondinelli vuole mettere palla per terra però non riesce a concludere, allora parte rapidissimo il contropiede di Marghera, il piazzato dalla media. Cecili si accontenta e sbaglia dalla media distanza. Allora Lussu riparte per il San Salvatore, tiene i ritmi indiavolati il capitano giallonero, che ha ragione in questo caso, riesce a depositare con la mano destra il sottomano che vale la parità a quota 2. Partita, dicevamo, iniziata con un piglio abbastanza aggressivo da una parte e dall'altra. Qui realizza da sotto Llorente con la mano sinistra, riceve vicino a canestro, buono il giro sul perno, trova l'equilibrio per il 4-2 in favore delle Giants Marghera, guidata in panchina da coach Paolo Seletti. San Salvatore deve provare a rispondere, ora ci prova con Rondinelli, la palla ferma in post basso con l'italo canadese che cercava lo spazio per l'1 contro 1. Sta per scadere il cronometro dei 24, Mura per poco non la mette e gran lavoro a rimbalzo offensivo poi per Ilenia Cordola. Extra possesso San Salvatore con Arioli, attende l'arrivo di Rondinelli, poi si butta a sinistra, segna con il fallo. Questa è una giocata davvero ottima da parte di Cinzia Arioli, ha atteso l'arrivo del blocco, ha ingannato un po' la difesa, il blocco verso destra, una sorta di specchietto per le allodere, si è buttata a tutta velocità verso sinistra, ha tenuto bene il contatto, canestro con fallo, libero supplementare realizzato per il vantaggio San Salvatore sul 5-4. Cecili ha servito Llorente, uno sguardo dentro, poi oltre l'arco c'è Toffolo. In punta si riparte da Granzotto, il palleggio aperto con la mano destra, controllata da Mura, costretta ad attaccare poi allo scadere di 24 anche dall'altra parte. Piero Pan trova un ottimo corridoio di penetrazione con la mano sinistra, permettendo a Marghera di tornare avanti nel punteggio sul 6-4. Continui botte e risposte in questo avvio molto equilibrato. Il San Salvatore lavora bene ancora, gran linea di passaggio trovata da Arioli, in questo caso Cordola è brava a prendere posizione, era sotto a farsi vedere, contro sorpasso San Salvatore sul 7-6.
Vediamo come risponde Marghera, tiro da 3 punti un po' affrettato, in questo caso per Granzotto, un airball, poi l'ultimo tocco a rimbalzo è stato di una giocatrice del San Salvatore, anzi del Giants Marghera, dunque c'è la rimessa per le padrone di casa, difesa allungata, la press per coach Paolo Seletti, il San Salvatore riesce a uscirne entro il limite degli 8 secondi, prova poi a prendere d'infilata la difesa di Marghera, qui molto corto il tiro di Lussu che forse lamentava anche un tocco sul braccio al momento della conclusione, la stoppata di Rondinelli, poi l'intercetto di Lussu che corre a tutta velocità, da sola contro 3 può ben poco, allora con grande intelligenza attende l'arrivo di Cordola che sbaglia, però sostanzialmente un rigore a porta vuota, ma poco male per il San Salvatore che può attaccare ancora, palla in mano per Cinzia Arioli dal palleggio, Rondinelli molto bene, spalle a canestro a occupare la posizione, anche se poi manca la lucidità e la forza per realizzare, per capitalizzare al meglio, sbaglia anche Piero Pan, recupera però a rimbalzo con il numero 8 Toffolo e allora il sorpasso stavolta è per Marghera sul punteggio di 8-7, lo abbiamo detto, continui cambi in vetta al punteggio di questa partita. Stavolta il San Salvatore perde in maniera abbastanza sanguinosa il pallone, offrendo il fianco alla transizione di Marghera. Marghera che inizialmente aveva perdonato il San Salvatore sbagliando la conclusione da sotto, poi Llorente è riuscita ad arrivare sul rimbalzo d'attacco. 10-8 per le ospiti che ora trovano anche il massimo vantaggio sul +3. San Salvatore sbaglia ancora, si cercano soluzioni ragionate in zona d'attacco soprattutto per coinvolgere le lunghe, qualche volta però manca un po' di precisione. Qui lo scarico, il pallone fuori per mettere in ritmo Granzotto, fa circolare ancora in direzione di Toffolo, poi il pallone vagante. Vediamo qual è stata l'interpretazione arbitrale su questa situazione mentre ci sono dei cambi, c'è anche il time out in campo. Riprende il gioco Piero Pan, ancora un palleggio, arresto e tiro con il movimento cadendo all'indietro, secondo ferro per lei. Qui il passaggio di Arioli non trova destinatario, aveva capito tutto in anticipo la difesa di Marghera che è andata ad anticipare in questo caso. Dunque rimessa dopo il fallo speso sempre dalle giallonere, rimessa in zona difensiva per Marghera con nuovo ingresso in campo Pastrello che è andata a eseguire la rimessa. Pallone in punta per Llorente, fa circolare poi per Piero Pani in rito, mette bene i piedi a posto Cecili anche se sbaglia la conclusione. Tiro da 3 punti ben preso in questo caso per la compagine veneta. Mura dall'altra parte, prova a girare sul perne, pronto l'aiuto, deve tirare cadendo all'indietro, un tiro difficile, sbagliato. Marghera dall'altra parte in contropiede con la nuova entrata Pastorello, sbaglia però la conclusione da sotto in controtempo, forse un po' spaventata dalla stoppata. Piero Pan corregge poi tutto quanto e porta sul +5 Marghera, 12-7. Marghera sta beneficiando di qualche errore di troppo del San Salvatore per attaccare in contropiede, per trovare canestri facili. San Salvatore che concede anche qualcosa di troppo a rimbalzo, mette però tutto a posto o quasi Cinzia Arioli con questa gran tripla, canestro dai 6,75 che vale il -2. San Salvatore 12-10. Questo è il punteggio sul tabellone del Palaviena quando ci stiamo avvicinando ormai alla seconda parte di questo primo quarto. Piero Pan spara da 3 punti, stavolta un po' forzando la conclusione, errore. Circa 2 minuti e mezzo la conclusione del primo quarto, così recita il tabellone luminoso qui del Palazzetto dello Sport di Viale Vienna. Cordola rischia di perdere un po' la maniglia, ma il pallone era stato sporcato. Allora il San Salvatore può attaccare ancora con la rimessa dal fondo. Cinzia Arioli è pronta a eseguire, c'è un cambio con l'uscita di Mura e l'ingresso in campo di
Delia Gagliano per il San Salvatore Selardus. Dunque fuori dallo starting five. Gagliano spesso e volentieri comunque tra le prime 5 scelte da coach Staiko. Aggredisce subito la partita con questo ultimo movimento, passo d'incrocio e canestro della parità a quota 12. Granzotto, ancora il palleggio aperto per lei. Gagliano ha provato ad attaccare, tentativo di penetrazione, ottimo movimento qui per Toffolo. La finta, il giro sul perno e il canestro del più 4, 14 a 12. Più 2 Marghera, Rondinelli, finta il passaggio in post basso, che mette palla per terra contro Llorente, trova però solamente lo spigolo del tabellone. Allora riparte Marghera affidandosi alla playmaker in canotta numero 10, si tratta di Castria. Oltre l'arco c'è Granzotto, attacca Gagliano con un primo passo molto aggressivo, realizza. Non semplice per una giocatrice con le caratteristiche fisiche di Delia Gagliano andare a seguire un esterno così lontano da canestro, e se può comunque farlo, perché Gagliano è stata in alcune fasi di questa stagione utilizzata anche da numero 3 a fondamentali vicino a canestro di post basso. In particolare lo ha fatto vedere una volta di più in questo caso, rispondendo subito al canestro realizzato da Marghera. 16 a 14 comunque per le ospiti, che ora sono chiamate a organizzare un attacco alla zona. Tiro da 3 punti sbagliato con Cordola a rimbalzo, che lamenta un fallo non ravvisato dalla coppia arbitrale. Extra possesso Marghera con Cecili, prova a prendere il centro dell'area, trova bene Llorente, appoggio con la mano destra del 18-14. Si trattava di Toffolo in precedenza, non di Cecili, come detto erroneamente, mentre Arioli ha sbagliato la conclusione dei 6,75. Siamo entrati nell'ultimo minuto del primo quarto, mancano esattamente 30 secondi. Qui c'è l'errore da sotto il rimbalzo con il San Salvatore che può attaccare. Sbaglia però in penetrazione Anna Lussu. Rondinelli da 3, sbaglia Tepauta, rimbalzo. Marghera ha il tempo per costruire un ultimo tiro sul più 4, 18 a 14. Gran palla di Granzotto totalmente persa. Llorente, il più comodo degli appoggi, che vale il più 6 Giants dopo i primi 10 minuti di gioco. Punteggio sul 20 a 14 per le bianco-blu. Inizia il secondo quarto al Palaviena, attacca il San Salvatore con l'ingresso in campo di Michela Laccorte. Ha chiamato lo schema pollice, la guardia classe 1990 giallonera. Poi sbaglia Gagliano e riparte Marghera affidandosi ancora a Toffolo. Pallone oltre l'arco poi per l'iniziativa personale cercata da Pastorello, fermata con il fallo dalla difesa giallonere. San Salvatore si è leggermente staccato nel finale del primo quarto a causa di qualche amnesia difensiva, come l'ultima, che è costato un layup facilissimo da sotto a Llorente. Layup del più 6, 20 a 14. Ora Marghera ha l'opportunità di allungare con Pastorello. Ha segnato il primo tiro libero e ora anche il secondo. Dunque 14 a 22. Laccorte a tutta velocità coinvolge Delia Gagliano, chiude il palleggio, poi fuori per Laccorte, lavora sul blocco di Rondinelli, coinvolge ancora in angolo Gagliano, cerca di mettere palla per terra, prova a prendere la linea di fondo. 2 punti veramente ben costruiti da Delia Gagliano. 1 contro 1 perfetto in questo caso per la giocatrice catalana. Qui ha un passo anche dall'anticipo sul pallone destinato a Furlani. L'ultimo tocco è stato della giocatrice di Marghera. Allora rimessa dal fondo per il San Salvatore con
le Venete, che allungano ancora la difesa, anche se Anna Lussu riesce ad arrivare nella metà campo d'attacco senza particolari problemi, affidandosi anche alla sua velocità. La Corte mette palla per terra, fermata dal fallo di Granzotto, fallo personale che dunque permette alla squadra di coach Fabrizio Staico di costruire un'altra azione d'attacco. È uscita Rondinelli, è entrata in campo con il numero 10 Denise Pinna, classe 2001, ma già con minuti importanti sul parquet all'interno di questa stagione. Qui va a prendersi il pallone dopo la rimessa e con gran personalità si prende il tiro, ma lo sbaglia e non di poco. Marghera attacca con Granzotto, attende il piazzamento delle compagne prima di dare avvio allo schema d'attacco. Il taglio verso canestro da parte di Castria, il tiro tentato anche qui dopo la finta non trova una felice conclusione. Lussu allora, chiamata offensiva per il capitano del San Salvatore. C'è l'uscita di La Corte che ha un metro abbondante di spazio per il tiro da 3 punti. Una specialista come lei non si può certamente tirare indietro, allora firma il meno 3 San Salvatore sul 22-19. Qui ricezione profonda non sfruttata in questo caso per Pastrello. Poi c'è anche l'intervento del signor Marco Guarino di Campobasso a segnalare un fallo che premia il San Salvatore. Rimessa dal fondo per La Corte, 19-22, come detto 7:57 per concludere il secondo quarto di gioco qui al Palaviena nella nona giornata di ritorno del campionato di 6-2 femminile di basket. Lussu si butta dentro e gran canestro anche per il capitano. Meno 1 San Salvatore, piena rimonta e parziale aperto per le Selargine. A questo punto del secondo quarto sono riusciti a venire fuori da un momento un po' di appannamento, soprattutto nel finale di primo quarto, le padrone di casa, ma arriva Piero Pan poi a punire con il tiro dall'angolo, tiro che dovrebbe essere stato 3 punti se non abbiamo visto male. Segnalazione da parte del duo arbitrale, circolazione sul perimetro e poi spara da 3, ancora segno, seconda tripla consecutiva per Michela La Corte che tiene lì Marghera. 25-24, Granzotto dall'altra parte, il taglio dentro per Toffolo, sfera ribaltata dove c'è con il numero 25 Piero Pan, da 3 Cecili, primo ferro, rimbalzo lungo che però è preda di Toffolo, allora può attaccare ancora Marghera. Cecili dal palleggio prova a battere Lussu, non riesce a superarla in velocità, arriva l'aiuto anche di Cordola e poi c'è anche il fallo segnalato in questo caso da Giulia Caravita di Ferrara, un po' troppo energica a suo giudizio la difesa delle padrone di casa nell'ultima circostanza. Arriva la sostituzione con l'uscita di Toffolo e l'ingresso in campo con il numero 32 di Furlani, se non abbiamo visto male, mentre in lunetta Cecili sbaglia il primo tiro libero a sua disposizione. Marghera sul +1 dopo essere andata al primo mini intervallo sul +6, qui 26-24, un solo possesso neanche pieno di differenza tra le due formazioni, dunque ancora sfida equilibrata qui al Palaviena di Selargius. Cordola attacca il pitturato con decisione ma sbaglia l'appoggio con la mano sinistra. Marghera ancora può lavorare in situazione di transizione, non si lascia pregare, manda a segno il canestro del +4, 28-24. La Corte in angolo, mette palla per terra, ribalta per Pinna, palleggio, arresto e tiro, sfortunata qui la giovanissima del San Salvatore, ma il tiro ben costruito permette una buona chance a rimbalzo d'attacco. Cordola ancora protagonista alto-basso con Gagliano che non trova la forza necessaria per salir su e appoggiare il lay-up da sinistra. Cecili allora per Piero Pan, osserva la disposizione delle compagne, dall'altra parte si fa circolare per Furlani, coinvolta in post basso. Piero Pan prova a tirare dopo il giro sul perno, c'è un tocco sul braccio per la giocatrice ex Vicenza tra le altre. Allora
2 tiri liberi anche per lei e il terzo fallo di squadra per il San Salvatore in questo secondo quarto. 3 sono anche quelli commessi da Marghera. Arriva il canestro con il primo tiro libero per Piero Pan, una delle giocatrici senz'altro più dotate dal punto di vista del talento offensivo per Marghera. 2 su 2, 30-24, ripristinato dunque il più 6 in favore delle Venete, che aveva chiuso il primo quarto di gioco. Vedete Marghera già da diverse azioni difende a zona, il San Salvatore è chiamato a trovare soluzioni contro questo adeguamento difensivo chiamato dal tecnico ospite Seletti. Cordola ancora, che lavoro a rimbalzo per lei e che stato di forma in questa fase del torneo per la giocatrice in canotta giallonera numero 3. Potenziale gioco da 3 punti per Ilenia Cordola, che cerca la concentrazione dalla lunetta. Il libero supplementare finisce sul secondo ferro, ma conquista un altro rimbalzo. Sfera ribaltata per la Corte, stavolta non prende il tiro da 3 ma mette palla per terra, lo fa anche bene, sbaglia allora a rimbalzo, ormai troneggiante letteralmente. Ilenia Cordola per il -2, 30-28, time out chiamato dal tecnico ospite Paolo Seletti. Riprende il gioco dopo il time out, attacca Marghera affidandosi a Granzotto e lei condurre il pallone nella metacampo offensiva. San Salvatore che è tornato a uomo, qui non si completa lo scarico che era destinato a Llorente. Allora palla persa, Marghera e le Selargine possono tornare dall'altra parte con il pallone del pareggio o addirittura nel possibile sorpasso. Coach Seletti ha qualcosa da dire agli arbitri, mentre il gioco è ripreso con la Corte per Cinzia Arioli. Arriva il movimento di Denise Pinna, poi la Corte guarda verso il post basso di Cordola, non può ricevere perché è marcata d'anticipo. Il blocco di Gagliano, ma arriva la rubata di Granzotto che si lancia in contropiede, sbaglia Piero Panna, rimbalzo per Llorente, si fa largo usando un paio di spallate. Realizza il nuovo +4 Marghera sul 32-28. Arioli dal palleggio, su di lei c'è la difesa di Piero Pan, sale Gagliano ancora per bloccare, passa dietro Piero Pan, non c'è il cambio di marcatura, torna in possesso del pallone Cinzia Arioli, stavolta arriva Cordola a bloccare, Arioli palleggia su un piede dell'avversaria, scade il cronometro dei 24. Attacco certamente non perfetto in questo caso, non avrà gradito coach Fabrizio Staico, che infatti è andato immediatamente a chiamare il minuto di sospensione. Piero Pan rimette dalla metà campo difensiva per Marghera. Cecili per la 25 bianco-blu, bene in angolo per il tiro sbagliato in questo caso da Furlani. Furlani però riesce a riaprire per Granzotto, il ball handling della numero 11 ospite. Furlani, buona la difesa di Cordola, fuori Cecilia allo scadere dei 24, sbaglia, il suo tiro è lungo, la lotta a rimbalzo che premia Llorente, extra possesso Marghera, che può attaccare allora ancora con Granzotto. Il pick and roll con Llorente, palleggio resto il tiro corto, Granzotto salva il pallone ma lo spedisce tra le mani di La Corte. Anche qui una linea di passaggio un po' telefonata, recupera Marghera, contropiede solitario per 2. Si trattava in particolare di Granzotto e Cecili, trovata Llorente, canestro con la mano destra da sotto per il +6, 34-28 e ancora un canestro facile concesso dal San Salvatore dopo una palla persa. Arioli attacca Furlani, una lunga che era andata a seguirla lontano da canestro, la punisce realizzando con la penetrazione verso destra. Poi Piero Pan si butta dentro, rimbalzo difensivo stavolta per Cordola dopo l'errore. C'è La Corte, ancora il
lavoro di Michela Laccorte, fuori per Pin. Poi Arioli attende l'arrivo di Cordola per il pick and roll, fuori Gagliano se la sente da 3 punti, primo ferro, rimbalzo lungo per Furlani. E allora Marghera che congela il possesso, Cecili con tutta calma può tornare dall'altra parte. Ancora le Giants in possesso del pallone, il blocco di Furlani per favorire l'uscita di Granzotto, il pick and roll con Llorente che poi taglia dentro, Piero Pan cerca di battere Arioli nell'1 contro 1, scarica per Llorente, difesa ancora buona di Ilenia Cordola, fin qui in assoluto una delle migliori in campo. Laccorte non trova lo spazio per il tiro, c'era ancora il taglio dell'ala forte di Carmagnola, ma si rinizia da Arioli in angolo. Laccorte bene lungo la linea di fondo, subisce il fallo abbastanza evidente in questo caso da parte di Cecili, toccata sul braccio al momento del tentativo di appoggio Michela Laccorte. E arrivano dei cambi da una parte e dall'altra, torna Rondinelli per il San Salvatore, Pinna è uscita ed è prossima al ritorno anche Francesca Mura per la compagine giallonera. 2 liberi per Michela Laccorte, play guardia classe 1990, cresciuta all'Astro Cagliari, per lei un exploit davvero importante in quel di Bolzano. Aveva trovato un'ottima prestazione dal punto di vista balistico con il tiro da 3 punti, qui fa 1 su 2 dalla lunetta prima di uscire e far posto a Francesca Mura. Schema testa intanto nell'attacco di Marghera che si affida a un'altra nuova entrata, si tratta di Fiorin. Ora Llorente per Toffolo, dentro Piero Pan, troppo fisica in questo caso la difesa di Delia Gagliano, e così secondo i 2 arbitri rimessa dal fondo con il quarto fallo di squadra commesso dal San Salvatore. 1:19 per andare all'intervallo lungo, linea di fondo anche per Piero Pan, trova bene l'equilibrio per il 36-31. E abbiamo del resto già sottolineato il talento, la qualità soprattutto nella metacampo offensiva di Irene Piero Pan. Rondinelli stoppata dall'altra parte, la stessa Piero Pan coinvolge Cecili dentro, infrazione di passi qui abbastanza evidente per Toffolo, non sfugge la cosa agli arbitri che vanno immediatamente a fermare il gioco. Siamo entrati nell'ultimo minuto del secondo periodo qui al Palapiana di Selargius. Gagliano per Mura, ancora un accenno di difesa allungata per Marghera. Mura perde però il pallone nel tentativo di portarlo nella metà campo d'attacco. Llorente non trova spazio, allora si rifugia dalle parti di Cecili. Presumibilmente l'ultimo attacco di Marghera nel corso di questo primo tempo. Toffolo, il tiro da 3 punti per Fiorina è sbagliato. Arioli a rimbalzo in 2 tempi, forse 3 anche, riesce a controllare ma poi perde il pallone. Allora Piero Pan, fallo di Gagliano, il secondo a stretto giro di posta a 14 secondi e 3 decimi dalla conclusione del secondo quarto. Il San Salvatore concede 2 tiri dalla lunetta. Piero Pan è ancora la conclusione del quarto, la lucidità negli ultimi secondi viene leggermente meno, anche in precedenza evitabile palla persa quando ci si poteva ripresentare dall'altra parte magari per andare all'intervallo con fiducia, con più carica, con più energia. Sbagliato intanto il primo libero per Piero Pan, giocatrice che normalmente tira abbastanza bene dalla lunetta, infatti il secondo va dentro. 37-31 più 6 per la squadra allenata da Paolo Seletti. Ci sono stati degli altri cambi nel frattempo, il pallone è rimesso in gioco verso Arioli, tutto il tempo per costruire un buon tiro di San Salvatore. Vediamo cosa riesce a realizzare la squadra giallonera. Ci si accontenta del palleggio restrittivo di Arioli, che però non è fortunata. Poi Loddo non
può correggere. Termina qui il primo tempo, vantaggio Marghera sul punteggio di 37-31. È iniziato il terzo quarto al Pallapiena di Selagius, più 6 Marghera, esattamente come dopo i primi 10 minuti, 37-31 in questo caso. Dunque devono rimontare le giallonere. Cordola un po' chiusa in angolo, trova riparo dalle parti di Rondinelli, che si deve prendere un tiro davvero di scarsa qualità in questo caso. Non riesce a tornare a realizzare, non riesce ad accorciare la squadra di Staico. Allora dall'altra parte Cecili, il palleggio e poi il pallone in direzione di Piero Pan, coinvolta in post basso Llorente, l'avvicinamento contro Rondinelli che le strappa via il pallone ma poi se lo fa soffiare. Allora Llorente fuori per Granzotto da 3 punti in ritmo, ma errore con il pallone che è ancora buono, perché il pallone non aveva toccato la struttura esterna del canestro secondo gli arbitri. Allora si può continuare a giocare con il tiro dall'angolo sbagliato da Toffolo allo scadere dei 24 e ancora però un extra possesso concesso dal San Salvatore. Cecili ora sul blocco di Toffolo, circolazione sul perimetro. Poi da 3 punti Piero Pan, primo ferro, rimbalzo per Rondinelli. Riparte il San Salvatore affidandosi a Anna Lussu, schema a pugno, questa è la chiamata per il capitano del San Salvatore, con il movimento di Rondinelli consegnato quasi per Arioli. Ancora oltre l'arco c'è Lussu che al palleggio attende l'arrivo di Cordola per la giocata di pick and roll, poi si butta dentro verso destra, sbaglia Cordola, rimbalzo riesce solamente a toccare, parte il contropiede di Marghera che poi si deve accontentare però di un attacco a difesa schierata. Allora Piero Pani, il taglio, si va fuori con Llorente, quindi Cecili e Granzotto, cambio di mano improvviso, cerca il crossover su Lussu, poi pasticcia perché perde il controllo del pallone, rimesso dal fondo San Salvatore con un brevissimo conciliabolo ancora tra Fabrizio Staico e l'arbitro Giulia Caravita di Ferrara. Arioli, quindi Melissa Rondinelli per Lussu, tende l'arrivo dall'altra parte di Mura, l'uscita dai blocchi poi di Arioli in ricezione profonda, cercava farsi vedere, ancora Ilenia Cordola qui non completata la ricezione, ma c'era stato anche il tocco da parte della difesa. Dunque rimessa dal fondo per il San Salvatore con 6 secondi per prendere una conclusione. Lo fa subito Rondinelli che però sbaglia il tap out, premia Cecili, attacca in transizione ancora molto bene Marghera, 2 punti facili trovati da sotto da Toffolo. Davvero brava qui la squadra di Paolo Seletti nell'attaccare in transizione, e arriva allora quello che, se non andiamo errati, è il massimo vantaggio nella partita sul più 8, ovvero 39-31. Qui Lussu si butta verso sinistra, poi si sposta a destra e trova il canestro. Permette a San Salvatore di accorciare subito tutta l'esplosività anche nel breve sullo scatto sul primo passo per il capitano del San Salvatore. Dall'altra parte Piero Pan sbaglia con il suo ormai caratteristico palleggio resto e tiro, ma c'è Llorente che ha tenuto vivo a rimbalzo, creata un'altra chance, un'altra possibilità di secondo tiro sfruttata dove stavolta da Marghera con Llorente. 41-33, davvero il rimbalzo difensivo sta diventando un problema. Qui Arioli segna e avrebbe voluto anche un fallo, guarda con uno sguardo poco amichevole il signor Marco Guarino di Campobasso. Si tiene comunque in linea di galleggiamento la squadra di Staico, circolazione rapida, qui c'è l'intercetto con un piede da parte di Arioli, sempre secondo il signor Guarino. E allora il pallone viene assegnato a Marghera, 14 secondi
per il tiro nelle venete, con Cecili che si apre per ricevere, quindi al numero 12 serve Toffolo, poi Granzotto, il blocco alto, il pick and roll interessante nelle intenzioni con Llorente. Ha cercato di metterci un po' di effetti speciali nel passaggio qui, in particolare la giocatrice di Marghera, finendo però con buttare un po' alle ortiche questo pallone. Lussu per Gagliano, linea di fondo, non c'è spazio per il tiro, allora Mura riparte da Arioli da 3 punti. Arioli qui non trova fortuna, il sacrificio di Rondinelli a rimbalzo però non trova particolare fortuna, allora di tocco da terra Granzotto sfrutta questo pallone per buttarsi dentro, fallo di Lussu, 2 liberi per le Giants che riescono comunque a mantenere sempre questo prezioso bottino di vantaggio. San Salvatore che prova a tratti anche con buona generosità a rifarsi sotto, ma manca sempre qualcosina, sta mancando qualcosa a rimbalzo, qualche palla persa di troppo. Per le giallonere, mentre è arrivato il canestro dalla lunetta del +7, Giants 42-35, Lussu per Cordola e poi Cinzia Arioli, la finta di passaggio, decide di ragionare ancora contro la zona di Marghera, da 3 punti ha sbagliato Rondinelli, è riuscita in qualche modo ad arrivare sul pallone vagante, si è buttata ancora dentro e allora è andata a conquistarsi, a strappar via con le unghie e con i denti questi 2 tiri liberi che giungono a 5 minuti e 5 secondi dall'ultimo mini intervallo qui al Palavienna di Selargius. Melissa Rondinelli in lunetta, innesto in corso nel mercato di riparazione del San Salvatore, 2 i movimenti sostanzialmente per le giallonere, uno in entrata, uno in uscita. È arrivata Rondinelli, è andata via invece Valentina Fabbri, 1 su 2 intanto per l'ex San Giovanni Valdarno. Siamo sul punteggio di 42-36. Il tiro da 3 punti per Toffolo, lungo, Arioli si fa sentire, a rimbalzo e poi prova a gettarsi dall'altra parte, penetrazione centrale, qui a mio giudizio poteva starci una chiamata arbitrale sulla penetrazione dell'ex Cuscagliari. Allora attacca Marghera, pescata molto bene con lo scarico Llorente che però sbaglia da sotto una volta tanto. Lussu prova a partire lungo la linea laterale ed è sfortunata perché calpesta proprio la linea, perdendo il possesso del pallone, offrendolo dunque a Marghera. Ancora un pizzico di sfortuna anche per il San Salvatore, graziato comunque, va detto qualche istante fa, da Llorente. Qui riesce a recuperare un momento di quasi amnesia Toffolo, la finta di passaggio consegnato, poi va dalle parti di Granzotto, il gioco a 2 con Llorente, rompe Piero Pan che stavolta riesce a mettere questo resto il tiro dalla media distanza che vale il 44-36 per le Giants. Cordola, Mura, attenzione a Mura che cerca la penetrazione, poi fuori il pallone per Lussu, a segno dalla media anche il capitano del San Salvatore che sta trovando con buona continuità la via del canestro questo pomeriggio. Non una media punti altissima per lei, ma di tanto in tanto è capace di exploit importanti anche dal punto di vista offensivo. Lussu, poi l'errore per Cecili, Cordola non riesce a controllare, dall'altra parte si rimane sul 38-44 con Marghera che può dunque rimettere dal fondo. Siamo ormai nelle battute conclusive del terzo quarto, schema maglia chiamato da Cecili, sulla pressione di Anna Lussu. Granzotto, presa zona per il San Salvatore con Cordola in punta, scelta interessante questa di Fabrizio Staico. Granzotto fuori poi per
Cecili chiamata a prendersi un tiro quasi allo scadere dei 24, il pallone perso da Marghera. Allora questa difesa zona produce qualche risultato incoraggiante in questa fase, poco più di 3 minuti allo scadere del terzo quarto. Lussu, il movimento di Rondinelli che poi taglia improvvisamente dentro, si apre Cordola alle sue spalle, arriva ancora Irene, Piero Pan deposita con la mano sinistra il canestro del 46-38. Nuova fuga di Marghera, stavolta sul +8. San Salvatore ancora a inseguire, tanti sforzi che però vengono premiati fino in fondo per qualche amnesia che costa carissima. Qui Lussu si mette in una situazione un po' di difficoltà, non riesce a trovare il canestro. Dall'altra parte Granzotto invece punisce subito. Allora altro parziale Marghera che ora ritocca il massimo vantaggio nella partita, +10, 48-38. Time out per Fabrizio Staico. E vediamo allora se arriva la reazione del San Salvatore in questi ultimi minuti del terzo quarto. Lussu quasi attirata su un raddoppio, Gagliano ribalta forte per Arioli, ancora un ribaltamento per Gagliano, la catalana sbaglia, Cordola con l'ennesimo rimbalzo d'attacco, Tepauta rimbalzo, ci arriva prima di tutti Anna Lussu, la finta, il fuori per Arioli, dentro da Cordola, pallone che circola ora anche abbastanza bene nell'attacco del San Salvatore. Infatti Lussu riesce a interrompere l'emorragia e a portare il San Salvatore sul -8, 48-40. Granzotto ancora a zona pure del giallonere, in gomito l'alto basso tra Furlani e Llorente con il canestro trovato al secondo tentativo, peraltro da parte della giocatrice di Marghera. Ritrova la doppia cifra di vantaggio la squadra di Paolo Seletti. Andremo poi a dare uno sguardo anche al numero di rimbalzi offensivi concessi alle bianco-blu. Rondinelli pescata anche le situazioni di alto-basso, per poco non trova un potenziale gioco da 3 punti. Tanta generosità, ma sempre premiata, una buona sorte per l'italo-canadese che sta cercando di venire fuori da un momento brillantissimo a livello personale. Vorrebbe dare di più, lo ha detto qualche settimana fa nel corso di un'intervista. Ha detto: continuando a lavorare duramente in allenamento come sto facendo, riuscirò senz'altro a dare un supporto maggiormente all'altezza delle aspettative al resto della squadra. Mentre Marghera cerca di attaccare ancora questa zona del San Salvatore, sporcata la linea di passaggio, 50 secondi al termine del terzo periodo di gioco. Granzotto sale altissimo a bloccare Furlani, poi si butta dentro. Granzotto, era buona l'idea dello scarico verso Llorente. San Salvatore che ha recuperato con Lussu, stavolta mette ordine il capitano Arioli, finta il tiro da 3 punti, poi finta anche il piazzato, cercava dentro Rondinelli, sporca la linea di passaggio Marghera che poi completa anche il recupero e si affida ancora a Llorente, proprio a lunga di riferimento sotto le planche. Qui è brava a guadagnarsi il fallo e dunque il viaggio in lunetta, nuovo viaggio in lunetta con 2 tiri liberi a disposizione. Marghera che comanda sul +9, 50-41 con delle sostituzioni. Ora coach Paolo Seletti cerca di mantenere alta l'intensità. Ci sono con il numero 10 Castria, con il numero 4 è tornata anche Fiorin. Primo libero sbagliato da parte di Llorente. Importante è il suo impatto, sicuramente quest'oggi dal punto di vista non solo offensivo. 0 su 2 in questo caso. San Salvatore ringrazia e allora attacca dall'altra parte con
Arioli che subisce la carica irregolare da parte della sua avversaria diretta, si trattava, chiedo scusa, in questo caso di Pastrello. Qui Arioli attacca dal palleggio, Pastrello poi sbaglia però quando stava ormai esaurendo il cronometro del terzo quarto. Finisce così dopo 30 minuti di gioco, vantaggio ancora Marghera su 50-41. Ultimo quarto che inizia ora al Palavienna, più 9 in favore di Marghera che attacca contro la zona schierata da Fabrizio Staico. Granzotto in penetrazione perde il controllo del pallone, ci può riprovare ora la stessa numero 11 che trova di talento puro in questo caso il canestro del più 11, nuovo massimo vantaggio per le Giants. Un canestro nato non da una situazione ragionata ma da un'iniziativa personale andata a buon fine. Dall'altra parte con la stessa moneta prova a ripagare Cinzia Arioli, che pure si era avvantaggiata del blocco della sua compagna di squadra. Si guadagna dunque tiri liberi. Il primo vale il meno 10 sul 52-42. Bisogna risalire la china. Vedremo se la difesa a zona sarà la carta giusta. Intanto il San Salvatore arriva in singola cifra di svantaggio in virtù del 2-2 per Arioli dalla lunetta. Allora Castria, poi arriva in punta Pastrello, Granzotto, si fa vedere ancora Castria, in gomito c'è Furlani, non riesce a controllare qui Pastrello. Arioli alza il ritmo dell'attacco del San Salvatore, vede la fuga di Cordola a segno con la mano sinistra, 45-52. Vediamo se parte ora lo sprint, la rimonta del San Salvatore che vuole ritrovare anche il successo davanti al proprio pubblico. Infatti la squadra giallonera è tornata a muovere la classifica, ma lo ha fatto in trasferta. La vittoria su questo campo manca al turno prenatalizio, schiacciante affermazione nel derby sul Cuscaglieri, quella circostanza nel derby di ritorno avrà davvero grande importanza, probabilmente per le cagliaritane chiamate a evitare i play-out. Intanto è arrivata la gran tripla di Melissa Rondinelli, finalmente si sblocca un po', trova fiducia, firma il meno 4, parziale aperto allora per il San Salvatore da meno 11 a meno 4, dunque 7-0. qui Furlani da sotto però interrompe subito l'emorragia, muovendo ancora il tabellino di Marghera. Lussu attende l'arrivo di Arioli in punta, l'ex capitano del Cuscaglieri. Il blocco di Rondinelli, 4 secondi per il tiro di Arioli che riesce a trovare bene in angolo Lussu, canestro da 3 punti del meno 3, 51-54. Ha fatto bene Arioli ad attendere in precedenza perché voleva il movimento della difesa a liberare un po' lo spazio per il tiro dalla lunga distanza di Lussu. Intelligente giocata del playmaker del San Salvatore. Poi c'è il fallo dall'altra parte. E addirittura 3/5 del quintetto cambiati da Seletti, spaventato dalla rimonta del San Salvatore. 54-50. Dunque da 2 punti il tiro in precedenza di Lussu, correggiamo quanto detto qualche istante fa. Più 4 palle in mano Marghera, in gomito ora c'è con il numero 8 Toffolo. Intercetto di Lussu che si lancia a testa bassa dall'altra parte, vuole subito in posizione profonda Cordola, il passaggio di raccorte però è davvero sballato. Allora sfuma
una potenziale occasione, ulteriore avvicinamento del San Salvatore, anche se Fabrizio Stecco rincuora le sue ragazze in questa fase, stanno dando la sensazione di poter rimettere le cose a posto. Granzotto, un tiro difficile e sbagliato, Cordola a rimbalzo riesce a trovare il passaggio di apertura, non in maniera facile a dire il vero, verso Arioli, che poi va a subire anche un pestone sulla caviglia da parte di Toffolo. Incoraggiata Cinzia Arioli, sta salendo anche lei per una prestazione a questo punto nell'ultimo quarto. Rimessa eseguita da Lussu, sempre per la playmaker che provvede alla chiamata a testa. Si parte con un doppio post alto, sceglie il blocco di Cordola, Arioli va con Michela Laccorte, la penetrazione verso sinistra è sbagliata con il fallo chiesto a gran voce ma non concesso dal duo arbitrale. Piero Pan consegna il pallone allora tra le mani di Cecili. Cecili col palleggio aperto attende il movimento di Furlani. Granzotto, gioco a due sempre con Furlani. Cecili invitata al tiro dall'angolo, lo trova con una traiettoria stranissima, in parte appoggiata al tabellone, non semplice da quella posizione. Più 6 Marghera, 56 a 50. Allora tentativo ancora di ricacciare indietro la rimonta del San Salvatore. Lussu per Cinzia Arioli, ancora la finta di passaggio, poi forte verso destra, stavolta Arioli, palleggio, arresto e tiro, fallo, con 2 tiri liberi a disposizione per una delle giocatrici di maggiore esperienza, di maggior tasso tecnico anche del San Salvatore, Selargius. Pur con qualche patema va dentro il primo libero di Arioli, 56-51. E 2 su 2 allora per la giocatrice lombarda, con dei cambi comandati dalla panchina. 5 e 24 alla conclusione di questa partita. Palla in mano Marghera, sposta Cecilia, arriva in punta Piero Pan, un ribaltato verso Toffolo, si torna in punta, circolazione paziente per Marghera contro la zona ancora del San Salvatore. Qui va un metro per tirare Furlani, che però ha sbagliato dall'angolo, fermata con il fallo Laccorte, che poi ha anche un piccolo gesto di stizza verso l'avversaria. Si trattava in particolare di Cecili, di aver alzato un po' troppo la pressione fisica, mettiamola così, nell'ultimo caso. Rondinelli, si apre Gagliano, che poi deve stare attenta, tentativo di anticipo da parte di Toffolo, il pick and pop con Lussu, col Cordola in gomito. Rondinelli si butta dentro e subisce però la stoppata da parte di Granzotto, che aveva scelto molto bene il tempo del suo intervento. Furlani fuori, Piero Pan mette in ritmo Granzotto, avere una mattonata, un tiro ben costruito e preso in ritmo peraltro. Qui c'è qualche discussione perché giocatrici di Marghera ce l'hanno in particolare con Cordola. Viene chiesto forse di confessare aver toccato per ultimo il pallone, e allora arriva anche il cambio di decisione da parte degli arbitri. Il pallone viene assegnato a Marghera ed è un pallone pesante quando siamo nella seconda metà dell'ultimo quarto e le ospiti sono avanti ma di soli 4 punti, 56 a 52. Sulla rimessa riceve Piero Pan, in angolo il pallone, penetrazione di Granzotto, fuori, infrazione di passi qui, ancora per Toffolo, muove il perno prima di mettere palla per terra, tira un sospiro di sollievo il San Salvatore dopo questa situazione un po' controversa con il cambio di decisione arbitrale sulla rimessa. Lussu
per Delia Gagliano. Cordola si fa vedere, poi riapre la corte in ritmo da 3 punti con la mano sinistra, qui non è fortunata. Poi a rimbalzo c'è un fallo, anzi no, si accendono gli animi del pubblico, lo potete sentire in sottofondo. Il pallone aveva toccato la parte alta del tabellone, il gioco è stato interrotto, le proteste sono veramente accese in questo caso. Inflessibile però il signor Marco Guarino di Campobasso, conferma la sua decisione, assegna il pallone a Marghera. Granzotto, atmosfera ben più calda a questo punto con la partita che si sta decidendo proprio in questi possessi. Piero Pan mette palla per terra, resto e tiro appoggiato al tabellone, a segno nei momenti decisivi. Fa sentire Irene Piero Pan, il più 6 Marghera. 58-52 Gagliano fatica per un attimo ad addomesticare questo pallone. Cordola ribalta, Lussu vuole battere Cecili dal palleggio, non semplice, allora a servire taglio di Laccorte allo scadere di 24 secondi, errore. Applaude la panchina di Marghera perché i Veneti vengono fuori ancora una volta da questa situazione senza alcun danno. Time out in campo e allora interruzione nella partita con gli arbitri ancora un po' bersagliati dai sostenitori gialloneri. Cecili, riparte l'azione delle Giants. Piero Pan in punta, movimento a smarcarsi in angolo per Granzotto, poi in difficoltà Toffolo, apre il tiro da 3 punti, airball per Piero Pan. E allora sotto di 6 lunghezze il San Salvatore in questi ultimi 3 minuti di partita cerca l'ennesimo colpo di Reni che le possa consentire di ottenere altri 2 punti preziosi per chiudere definitivamente il discorso salvezza e poi per riguadagnare anche l'entusiasmo del proprio pubblico che vede ormai purtroppo solo sconfitte addirittura dall'ultima partita del 2017. Qui Lussu ancora Conservatore è costretto a prendere un tiro non di grande qualità allo scadere di 24 secondi, in merito senza dubbio della difesa di Marghera che si presenta dall'altra parte con Granzotto, Piero Pan e poi Cecili, Toffolo. Lussu tiene bene con lo scivolamento difensivo, tiro in corsa sbagliato e Rondinelli che è riuscita ad arrivare sul pallone. Lussu lungo la linea laterale, serve Gagliano in punta, iniziativa personale di Delia Gagliano, sbaglia ma c'è una monumentale Cordola che però subisce la stoppata, allora Rondinelli trova il fallo che le permetterà di andare in lunetta con 2 tiri liberi. e 48 al termine, 58-52 Marghera. Rondinelli segna il primo libero. -5 San Salvatore. 2-2 importante per Melissa Rondinelli che trova freddezza nel momento più indicato. Cecili per Piero Pan, pronto il blocco di Toffolo, si apre Toffolo che guarda il canestro, il backdoor di Cecili, il tiro dall'angolo è sbagliato, stanno raffreddando le mani delle giocatrici di Marghera proprio sul più bello. Allora Gagliano vuole attaccare il canestro, Gagliano manda per aria il pallone, non trova però il canestro, Cordola, canestro con fallo, potenziale gioco da 3 punti, il San Salvatore ora è sul -2 e ha la chance ancora con Cordola di portarsi sul -1. Clamorosa prestazione a rimbalzo
per Cordola, che sbaglia però un libero aggiuntivo, che hanno una buona occasione, ma è tutto il tempo per riprendere Marghera. Ormai è lì a 2 soli punti di distanza, ci crede anche il pubblico. Il blocco poi di Llorente, Cecili controlla. La difesa del San Salvatore è salita notevolmente di colpi. Cecili si deve accontentare di un altro brutto tiro e allora scade anche il cronometro di 24. Il San Salvatore torna dall'altra parte per provare a pareggiare o addirittura a sorpassare proprio sul filo di lana. Schema testa chiamato da Arioli, si sposta alla corte, sale Gagliano per ricevere il pallone, scelta invece la corte dall'angolo. Lussu a segno, Anna Lussu da 2 punti il canestro, ma va bene comunque perché il San Salvatore proprio a pochi secondi dal termine riprende Marghera. C'è aria di supplementare al Palavienna. Granzotto per Cecili, le ultime speranze di Marghera non andare a supplementare sono affidate a questo possesso. Granzotto sale per bloccare Llorente, mano sinistra, fallo in attacco, sembra essere questa la chiamata, blocco irregolare per Llorente. E così allora attenzione, perché il San Salvatore che può provare a vincerla ora. E infatti coach Staico chiama il time out per disegnare lo schema sulla sua lavagnetta. La corte per Arioli, il blocco di Gagliano. Ora Arioli che serve la catalana, la corte. Vedremo quale sarà la go-to guy designata per questo ultimo possesso. 8 secondi al termine, step back di Arioli che però poi non tira, serve Lussu. Allora è Lussu che deve prendersi questa responsabilità. Un tiro difficilissimo, è sbagliato, il pallone muore tra le mani di Cecili. Overtime al Palavienna, non sono bastati 40 minuti di gioco per eleggere un vincitore tra San Salvatore e Marghera. Si rinizia dal 58 pari, subito tanta pressione su Anna Lussu che riesce comunque a servire degli a Gagliano. Attacca dal palleggio Toffolo, la può battere, non trova però lo spazio. È brava Toffolo in questo caso a contenere la partenza della rivale. Piero Pan allora in 2 tempi controlla, riparte l'azione di Marghera con Cecili. Piero Pan, il movimento numero 12 ospite. Toffolo riceve in mezzo angolo da 3, Piero Pan, che canestro sul close out di Cordola, aggressivo, ma Piero Pan non si è spaventato. A canestro di una importanza davvero capitale per Marghera, avanti sul 61-58. ora Arioli prova a rispondere da 2 punti. Abbiamo visto canestri realizzati da giocatrici che poco hanno a che fare con il torneo di A2. Da una parte Piero Pan, dall'altra Cinzia Arioli. Granzotto a prendersi il blocco di Llorente, pressione di la corte, poi viene derubata del pallone Cecili. San Salvatore ancora con buon piglio nella metacampo difensiva. Lussu, la Cordola, chiedo scusa, la corte. Cordola invece andava a bloccare, va a bloccare ora anche per Arioli. 4 secondi per il tiro, si butta dentro in penetrazione. Arioli qui sfortunata davvero. Allora Marghera attacca sul +1. Piero Pan vuole ancora prendersi responsabilità qui, però preferisce far ripartire prima Granzotto, poi Cecili. Prende posizione in post basso Llorente, ma capisce tutto Gagliano che si butta dall'altra parte. Gagliano ferma il palleggio, Cordola vuole il pallone in posizione profonda, in 3 però su di lei immediatamente pronte. Mette le mani sul pallone
Llorente, il movimento sul perno, si fa largo secondo gli arbitri in maniera regolare sulla corte. 63-60. Attenzione allora a questo nuovo tentativo di accelerazione da parte di Marghera. Lussu si prende il blocco di Cordola, servita la giocatrice originaria di Carmagnola. Gagliano si sposta, la penetrazione di Cordola che a quel punto cerca uno scarico però tardivo verso Gagliano. Allora palla è persa. Granzotto, vediamo se Marghera riesce a incanalare a questo punto il supplementare verso i propri binari. Granzotto sul blocco di Toffolo, palleggio, arresto e tiro con errore però anche in questo caso. Allora c'è il rimbalzo difensivo di Delia Gagliano. Arioli ora sul blocco di Gagliano, coinvolta Cordola in post basso, fuori Lussu da 3 in ritmo. Lussu, sarebbe stato un canestro importante per rimettere la partita in parità. Allora c'è Llorente in punta, Toffolo consegna il pallone tra le mani di Piero Pan, cerca la penetrazione, sembrava essere buona la posizione difensiva di Laccorte, però non protesta nemmeno, evidentemente consapevole di aver commesso il fallo. L'uscita di Toffolo intanto, l'ingresso di Furlani, alza il quintetto Marghera, rimessa zona offensiva per Granzotto. Cecili, ancora Granzotto, il consegnato da Llorente, la palla in angolo, ci prova Furlani, anzi scusa Piero Pan, allo scadere di 24 e c'è il fallo di Arioli secondo Giulia Caravita di Ferrara. Con il cronometro di 24 era ormai scaduto, 2 liberi gratis praticamente per Marghera, che allora può pressoché chiudere i punti. Ma Piero Pan difetta di freddezza col primo tiro libero sbagliato, il secondo va dentro invece. 64-60 più 4, 2 possessi non pieni di distanza. Arioli, c'è il cambio di marcatura da parte di Furlani che rimane con Arioli. Allora c'è da sfruttare il mismatch di Cordola con la sua avversaria, anzi si era portata sulle sue tracce Llorente, dunque non era semplice lavorare in avvicinamento al canestro. C'è stato comunque il fallo che vale 2 liberi per Lenia Cordola, monumentale con oltre 20 rimbalzi conquistati in questa partita, di cui la metà offensivi. Clamorosa prestazione sotto le planche davvero per Cordola, che però poi non è altrettanto brava nella lunetta. Trovare i punti possano permettere di accorciare. Ormai una trentina di secondi dal termine, Marghera vede lo striscione del traguardo sul più 4, Granzotto dietro la schiena, si butta dentro, sbaglia Cordola, rischia di perdere il pallone. Gagliano, le ultime speranze del San Salvatore sono affidate in gran parte a questo possesso. C'è però la ricezione difettosa di Cordola sullo scarico cercato da Gagliano e forse anche abbastanza previsto. Qui il movimento di Llorente è sospetto, però il fallo è della difesa. Ancora una volta usa tanto le spalle per proteggersi Llorente. Qui il fallo però lo ha subito. Intanto c'è un nuovo time out in campo.
Granzotto riceve dopo la rimessa, si procede con il fallo sistematico. A spenderlo è stata Ilenia Cordola. Dunque dovrà cercare di sigillare questa vittoria dalla lunetta Marghera. Mancano circa 20 secondi per terminare la partita. Sbaglia il primo Granzotto. Sbaglia anche il secondo, allora non la chiude Marghera. San Salvatore però deve affrettarsi, deve trovare un buon tiro. Ora con Arioli fuori l'accorto, non riesce a prendere la tripla, fa circolare per Gagliano, si butta dentro Gagliano, un passo dal potenziale gioco da 3 punti. 6 secondi 7 decimi al termine, deve segnare entrambi i liberi Gagliano. Poi San Salvatore deve cercare di commettere subito il fallo senza far trascorrere nemmeno un secondo se possibile, e poi provare a tornare dall'altra parte. Dentro il primo di Gagliano, che intanto fa il suo dovere. Ha provato a sbagliare di proposito il secondo libero, anche questa era un'opzione magari per permettere il rimbalzo offensivo dove Cordola sta dominando. Realizzato, e allora 62-64 arriverà il fallo a breve. Proprio Gagliano ha provato a spenderlo, non c'è riuscita, poi Arioli in un secondo momento. Sarà Irene Piero Panna allora ad andare in lunetta a questo punto. 2 tiri liberi ancora molto importanti. Dentro il primo, 65-62. Dentro anche il secondo, e allora è difficilissimo adesso. Arioli prova a prendersi la preghiera, finisce qui. Marghera sbanca il Palaviena con il punteggio finale di 62-66. Directa Sport, le tue partite in diretta streaming. Directa Sport è la nuova web TV sarda dedicata agli eventi sportivi regionali. Calcio, basket, volley, atletica leggera e danza sportiva. Con Directa Sport decidi tu quando e dove vedere vincere la tua squadra del cuore. Se anche tu vuoi trasmettere il tuo evento su www.directasport.it, chiama il 347 45 41 255 o invia una mail a directasport@gmail.com. Con Directa Sport sei sempre al fianco dei tuoi campioni.